Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ci stiamo collegando con Lega Liguria. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi fa un po' freschettino anche qua, c'è addirittura qualcuno che ha dovuto accendere i termosifoni ieri sera. Però dai, qua ci sono un po' di nubi, però si sta schiarendo. Speriamo bene per il prossimo fine settimana, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo della Lega al municipio centro-est di Genova, proprio il municipio del centro città, che è Edoardo Di Cesare. Ciao Edo, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno. Allora, dove ti trovi in questo momento, Edo? Questa mattina è un po' una giornata di sopralluoghi, un po' concentrato tutto qua perché insomma sti giorni ne venivo da esami universitari e quindi ho dovuto concentrare diciamo gli incontri con la cittadinanza tra oggi e domani, e quindi al momento sono a casa ma sono più fuori in giro a vedere buche, a andare a fare segnalazioni anche in municipio che a fare altro, ecco. Allora il nostro giovane Edoardo Di Cesare sempre sul territorio, ma questa mattina parliamo di nuovo di Moschea, in realtà un grande centro culturale islamico da 1200 metri quadrati che si dovrebbe realizzare fra Teglia e Rivarolo. Insomma, questi continuano sempre a provarci, come sapete una dozzina di anni fa, grazie alla Lega, a Genova non è stata costruita la moschea e adesso qual è la situazione? Se ne è parlato in Consiglio Comunale a Genova. Palazzo Tursi ha dichiarato che al momento non c'è ancora nessun progetto concreto, perlomeno non risulta agli uffici, tuttavia è in corso una trattativa tra un soggetto privato che ha questo edificio, che è proprietario dell'edificio, e un'associazione culturale islamica per la realizzazione di questo sostanzialmente una moschea o grande centro culturale islamico da 1200 metri quadrati. Allora, Edo, qua com'è la situazione? Riusciamo anche stavolta ad evitare la realizzazione di questa struttura oppure no? Ma guarda, sicuramente quello che posso dire è che anche questa volta la Lega sarà sempre a fianco dei cittadini per fare chiarezza e diciamo per impedire che una comunità islamica molto radicalizzata sul territorio, ma anche con diciamo un credo religioso che non ha rispetto dei nostri valori, delle nostre idee, delle donne, come ha anche scritto recentemente nel proprio libro la Sardone, nel libro Mai Sottomessi, diciamo che noi saremo sempre in prima linea per fare chiarezza e per batterci affinché diciamo i 18.000 musulmani che abbiamo sul nostro territorio, ecco, non si concentrino in una palazzina su più di 3 piani con un parcheggio interrato di 1200 metri quadrati dove non si sa che cosa ci vanno a fare. Non si sa se ci vanno a pregare, non si sa se ci vanno a fare altre attività, se altre che cosa. Non sappiamo se è un centro diciamo di formazione che vada diciamo a cercare delle nuove persone a cui diciamo insegnare la loro religione. Sicuramente ci siamo attivati fin da subito appena abbiamo appreso dagli organi di stampa che in questo caso a Rivarolo la comunità islamica vuole realizzare, non si sa neanche a che punto siamo, se sono già in fase finale, se invece è solamente un'ipotesi, se c'è già una trattativa o meno.
abbiamo preso gli organi di stampa, ci siamo subito attivati con tutti i nostri mezzi a disposizione e in questo caso ci tengo a ringraziare il consigliere comunale Alessio Bevilacqua, che ha subito presentato un'interrogazione scritta nel quale martedì in Consiglio Comunale è stata data una risposta da parte dell'assessore comunale competente. Diciamo che la nostra attenzione appunto si è posta per fare chiarezza su che cosa si vuol fare lì dentro questa struttura. Dall'altra parte ponendo anche una questione dicendo che la zona è anche vicino all'S Miralanza, che finalmente dopo 30 anni vede una riqualificazione. Abbiamo bisogno di sapere se è stata fatta una richiesta al comune, il comune se sa qualcosa, gli uffici dell'urbanistica, l'area non era un'area industriale. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti che vanno comunque tenuti in considerazione. In particolare, noi siamo andati a riprendere una legge regionale del 24 febbraio del 1985 che proprio si occupa di questo argomento dal punto di vista religioso. Questa legge regionale prevede tra l'altro che ci sia un tavolo con i cittadini e diciamo con i rappresentanti dei comitati cittadini per capire anche che cosa ne pensano loro, e allora noi abbiamo anche proposto la possibilità di fare un referendum nella zona di Rivaloro per capire se effettivamente questo centro culturale islamico può servire per la riqualificazione della zona e se anche i cittadini sono d'accordo. Purtroppo agli uffici comunali non risulta ancora oggi nessuna pratica, perché diciamo che potrebbe essere un accordo tra privati, ma questo comunque non esula dal fatto che il comune possa rilasciare o meno delle dichiarazioni, delle prese di posizione, delle autorizzazioni. Quindi noi siamo qui in prima linea per cercare di fare chiarezza a fianco ai cittadini. Ci hanno provato sempre a Coronata, all'Agaccio in via Bartolomeo Bianco, a provare a fare questi centri culturali, queste moschee. Noi siamo sempre stati contro a un'islamizzazione di Genova. E diciamo anche perché, soprattutto di questi tempi, occorre valutare il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, ovviamente. Ricordo anche che, tra l'altro, a Genova attualmente esistono già decine di centri culturali islamici dove i musulmani possono andare a pregare, quindi non è che ci sia questa emergenza di costruire una moschea o un grande centro culturale islamico da 1200 metri quadrati. E in merito a questo, siccome il nostro Edoardo Di Cesare ha ottenuto un risultato nel quartiere dell'Agaccio che menzionava prima, è proprio vicino al centro città, accanto al centro città, al posto della moschea che volevano costruire insieme, con il beneplacito dell'amministrazione di centro-sinistra, proprio come dicevi tu, in via Bartolomeo Bianco, adesso sorgerà una nuova isola ecologica. Ecco, i lavori dovrebbero partire entro l'estate, giusto Edo? Sì, allora grazie Fabrizio per aver anticipato questo argomento, ma io ci tenevo anche a precisare una cosa, non è un risultato mio personale come Edoardo Di Cesare, ma direi che è un grande risultato per la Lega e per gli abitanti del municipio centro-est, perché finalmente dopo tanti anni, anzi ti dico la verità, era dal 2009 che tutto il comune di Genova non vedeva la nuova realizzazione di un'isola ecologica. Con questa in via Bartolomeo Bianco diventerebbe la quinta su tutto il comune di Genova. Ora, io ci tengo anche a dare dei dati. Se sul comune di Genova saremo sulle 500-600 mila persone, il municipio centro-est da solo è 92.000 persone. Queste 92.000 persone praticamente generano una quantità di beni riciclabili, mi sembra sui 1.400 tonnellate. Ora,
se tutta questa merce qua, tutti questa diciamo i rifiuti da riciclare, avessimo una nostra isola ecologica nel nostro territorio, diciamo che andremo ad alleggerire il carico su quelle limitrofe. Ovviamente noi avevamo preso l'impegno come municipio di trovare la collocazione sul territorio, l'abbiamo trovata in via Bartolomeo Bianco, dove ribadisco che lì abbiamo portato a casa un altro risultato storico della Lega con l'abbattimento del TDN, il centro sociale, per restituire alla cittadinanza un territorio in modo che possa, diciamo, essere una servitù, quindi proprio a disposizione di tutti e non solamente di chi occupa in modo abusivo. Come hai detto te, i cantieri dovranno partire più o meno entro l'estate. La cosa che è certa è che dovranno finire entro il 2025 perché abbiamo trovato i finanziamenti con il PNRR. Questa cosa qui dimostra ancora una volta che noi non siamo ambientalisti solamente a parole, ma anche nei fatti, perché noi abbiamo la sinistra che si fa paladina della giustizia contro la lotta all'inquinamento, per l'ambiente, eccetera, eccetera, però poi si vede che non fanno niente. Noi invece dimostriamo che ci teniamo al territorio, all'ambiente, con delle azioni concrete, in particolare in questo caso in via Bartolomeo Bianco con l'isola ecologica. Benissimo, ti ringraziamo, ti dobbiamo lasciare perché dovremmo avere già il nostro secondo ospite in linea. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Edo. Ciao Fabrizio, ciao, a presto. Ciao, grazie ancora al nostro capogruppo della Lega in municipio centro-est del comune di Genova, Edoardo Di Cesare. Allora, secondo ospite della nostra mattinata qui dalla Liguria è il vice capogruppo regionale Sonia Viale. Ecco, con Sonia Viale che ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione in aula che riguarda appunto l'autonomia, un grosso risultato per la Lega e Regione Liguria intende attivarsi per arrivare quanto prima all'autonomia senza indugio, quindi si inizierà questo percorso appena possibile e volevo un po' sentire da Sonia Viale un po' anche su questa sua soddisfazione. Sentiamo se è già in linea. Ciao Sonia. Sì, sono qui. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Sonia? Nei corridoi della regione, perché è finita una commissione importante sulla diga foranea di Genova, era presente anche il commissario straordinario Bucci, insomma, qui si lavora per il futuro e lo sviluppo di Genova. Allora, per il futuro di Genova, ma intanto Liguria avanti tutta dopo il via libera della Camera all'autonomia. Tu hai presentato un'interrogazione e sei rimasta molto soddisfatta. Sì, io ho voluto mettere un punto fermo perché stiamo seguendo tutti i lavori d'aula in Parlamento e le varie approvazioni, siamo in attesa del voto finale alla Camera del disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata portata avanti dal ministro Calderoli e ho ritenuto importante chiedere al Presidente di Regione che cosa farà nel momento in cui sarà approvato definitivamente il testo, perché in quel caso la legge prevede che sarà la Regione a chiedere l'inizio di quella che sarà, diciamo, il percorso che porterà all'autonomia differenziata. Sappiamo bene che prima bisogna aspettare l'approvazione definitiva dei LEP, però per alcune materie si può già iniziare. E sono soddisfatta perché il Presidente Toti, che è venuto personalmente in aula, ha detto queste due parole che sono significative: senza indugio. Ecco, queste due parole sono molto significative, è un impegno politico importante che avevamo iniziato tra l'altro quando ero vicepresidente, perché all'epoca iniziamo un percorso per arrivare anche noi ad un'intesa come fecero le tre regioni iniziali, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Noi facemmo all'epoca numerosi tavoli, ero delegato dal punto di vista politico con tutte le forze sociali, con anche le forze di
opposizione, e arrivammo ad un ordine del giorno approvato all'unanimità in Consiglio regionale, perché anche la Regione Liguria su questi temi poteva iniziare un percorso per assumersi responsabilità su determinate materie, ne avevamo individuate all'epoca 9. Quindi ecco, su questo fronte la Liguria c'è, ci sono alcuni aspetti peculiari della nostra realtà che tra l'altro riguardano i porti, diciamo, i collegamenti, e quindi insomma lavoriamo e siamo attenti poi a fare le cose migliori nei momenti giusti. Allora, con l'autonomia differenziata, un'amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze del territorio, come hai ricordato tu, Sonia, liberando risorse necessarie per investire un po' in tutti i settori, in quasi tutti i settori della nostra bellissima Liguria. Ma sì, poi io nel mio intervento in aula ho fatto un passaggio, perché lo dico anche agli ascoltatori della nostra radio, alcuni, io sono definito un fuoco amico, diciamo, dice che è troppo poco questo provvedimento e andranno a finire troppe risorse al sud. Poi abbiamo il fuoco nemico, quello dichiarato, che dice che invece questo provvedimento andrà a impoverire ulteriormente le regioni del sud e anzi gli priverebbe delle risorse e delle opportunità di sviluppo. Insomma, e tutti ne fanno, diciamo, dei proclami catastrofici, e invece no, l'equilibrio è sempre tra le due, diciamo, versioni di una parte e dell'altra, che probabilmente alzano la voce per bloccare il cambiamento. Questo è un percorso ragionato, approfondito, fatto in una realtà di oggi, e quindi preso atto della situazione del nostro paese e ciò che può essere realizzato sentendo tutte le parti che saranno protagoniste di questo processo, che va verso la responsabilità della politica. Cioè, io quando ho iniziato a fare politica ormai 30 anni fa, credevo molto in questo percorso di responsabilizzazione della classe politica che ci mette la faccia. È troppo comodo molte volte dire è Roma che non dà le risorse, e sappiamo bene qual è il collo di bottiglia dove si fermano le opportunità di sviluppo dei territori, e anche i territori che da sempre col centralismo hanno avuto delle situazioni di depressione dovrebbero invece cogliere l'opportunità per risollevarsi, dando effettivamente strumenti a una classe politica capace di risollevare le sorti di territori che hanno tutti gli elementi per essere pari a altri che invece hanno raggiunto livelli di sviluppo. Poi tutte le preoccupazioni su un'Italia a diverse velocità, i LEP, che sono i livelli essenziali delle prestazioni, che sono il tassello fondamentale perché l'autonomia possa andare avanti. Questa è l'innovazione del ministro Calderoli, che sta parallelamente seguendo i tavoli di lavoro su questo fronte, dovrebbero eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che ci possa essere un paese che non garantisce identiche prestazioni a tutti i cittadini. In questo caso stiamo parlando dei diritti sociali e civili, perché quelli sanitari sono i LEA e quindi diciamo quelli sono già codificati da tempo. Ecco, questo è in sintesi un obiettivo che è patrimonio storico della Lega, è una battaglia che ha attraversato decenni di questo Paese in varie fasi, vari tentativi, varie iniziative che probabilmente hanno trovato dei momenti non maturi, purtroppo in varie fasi, ma noi non abbiamo mai arretrato di un passo, perché quello è un obiettivo che vogliamo raggiungere. Benissimo, allora cambiamo pagina perché abbiamo ancora soltanto pochi minuti a disposizione. Martedì 23 aprile a Genova è la festa della bandiera, ovviamente genovese. Perché? Perché corrisponde al giorno che la Chiesa ha dedicato a San Giorgio, che è il patrono di Genova. Allora Sonia Viale ha depositato, tra le altre cose, anche un ordine del giorno chiedendo che venga istituita una giornata per la festa della bandiera della Liguria, quindi non soltanto di Genova, insomma promuovere la nostra cultura e il nostro territorio da Sarzana a Ventimiglia, Sonia.
Certo, ma io coglievo proprio l'occasione per dire che abbiamo un bel evento organizzato nella sede della Lega di Genova alle 18, la responsabile cultura della Lega Ligure che è Marco Ghisolfo, una festa della bandiera di Genova, la festa della bandiera di San Giorgio, con ci sarò io, ma ci sarà anche la collega Bordilli di Cesare che ha parlato poco prima di me, insomma, e tanti altri persone che daranno anche una lettura storica, politica, sociale dell'importanza di avere una bandiera su Genova che vedete, chi viene ormai sempre più come turista a Genova vede sventolare queste magnifiche bandiere bianche con la croce rossa, insomma, che sono straordinarie, un impatto che evoca una storia gloriosa, importante, presente in tante terre del nostro che Genova ha toccato nei secoli. E io come consigliere regionale ritengo che si debba anche fare una battaglia per avere un'identità ligure e quindi con dei simboli, che la bandiera è il simbolo per eccellenza, per promuovere la cultura ligure in tutto il territorio, a partire dalla lingua, dal dialetto, insegnare ai bambini comunque una cultura dell'identità dialettale e culturale, penso che sia comunque formativo e componente essenziale dell'educazione dei giovani. Anche perché le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura sono un patrimonio da valorizzare assolutamente. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sonia. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.